Bene, iniziamo questa serata. Abbiamo tra noi Don Giuliano Zanchi di Bergamo, prete di Bergamo, che in questa giornata un po' di tregenda però è riuscita ad arrivare, con un po' di ritardo ma è arrivato. Voi siete stati bravissimi perché nonostante le allerte, prima facevo la battuta, però nonostante la serata, che vuol dire che abbiamo voglia di formarci, abbiamo voglia come catechisti, no? Come preti, come anche credenti, abbiamo voglia di ascoltare e anche di confrontarci. Abbiamo invitato, intanto dico che il vescovo è contento di questa serata, però non c'è perché ha avuto una giornata un po' di impegni per stanchezza, no? Poi domani deve venire anche nella mia parrocchia a fare la festa, no? Però vi saluta tutti. Abbiamo invitato Don Giuliano Zanchi soprattutto per due motivi. Uno, perché ha fatto l'errore di scrivere un articolo che è stato pubblicato quest'estate nella rivista del clero italiano, però noi, forse qualcuno l'ha letta, l'abbiamo inviata anche via mail ai catechisti, perché è vero che è sulla rivista del clero, ma parlava proprio sul compito ecclesiale della catechesi. E la cosa che a me aveva colpito, che ho condiviso con l'equipe catechistica, era che era un articolo realistico sulla situazione di oggi, però che dava qualche percorso, idea anche molto concreta su quello che oggi, al momento d'oggi, si può concretamente fare guardando, no, con gli occhi un po' più verso l'orizzonte, con un po' di serenità in alcuni punti, però qualche traccia, non una situazione depressa, no? E nemmeno un si dovrebbe fare, ma dato questo concretamente cosa si può, no, fare. E l'altro motivo era che in uno di questi suggerimenti Don Giuliano diceva restituire, questa frase, poi se vorrà la riprenderà, restituire eloquenza al racconto cristiano. Ci piaceva questo, come equipe catechistica, questo racconto cristiano, perché ci piace che sia per noi, sia per quando dobbiamo annunciare, o quando la nostra vita annuncia, sia un racconto di Gesù, non sia a scuola, non sia solo per i bambini, sia anche personalizzato, proprio come quando si racconta qualcosa di bello che coinvolge, no? Che fa amicizia, che fa gruppo, che traccia un percorso, una strada. Ascoltiamo Don Giuliano e poi vedremo come proseguiremo. Beh, allora, intanto grazie dell'invito. Bene, io non immaginavo uno stadio così, nel senso che... E vedo anche, insomma, che c'è gente diversissima, ci sono tantissimi giovani, e quindi non so se riuscirò anche a tenere i registri adatti a tutti, però insomma ci proviamo. Però allora comincio con una premessa che è una richiesta a tutti, la richiesta di un atteggiamento, che è questo qui, cioè concediamoci questa sera la serenità di parlare liberamente, senza personalizzare le cose che si diranno, che evidentemente sono anche un po' critiche. Cioè, quando si è costretti a parlare di qualcosa significa che quella cosa non è più ovvia, no? Che non va più da sé. Le cose che vanno bene e che vanno da sé di solito non generano discorsi, non generano assemblee di questo tipo qui.
Se dobbiamo parlare del compito catechistico è perché è diventato difficile, complesso, articolato, richiede competenze forse anche nuove, e quindi c'è qualche cosa in cui anche mettere qualche annotazione critica, no? E di solito quando si fanno questi discorsi si tocca anche un po' la permalosità di chi ha le mani in pasta da tanto tempo, no? Il rischio è sempre anche quello che di impegnarsi in questi discorsi di verifica, ma poi di essere anche colpiti in modo diretto come dire, dal tono critico con cui si è costretti a parlare di qualche cosa, da un senso magari anche di impotenza, di non essere all'altezza, sai, di quel risentimento, di quella permalosità che abbiamo un po' tutti dentro, no? Di dire uno, no, ma io in realtà no, io faccio bene, Cioè vorrei evitare questa sera che capiti quello che capita in certi incontri fra parroci, ai quali spesso mi tocca partecipare, sono dei parroci del vicariato, qui non a Chiavari, a Bergamo. A Chiavari no di sicuro, ma a Bergamo le riunioni dei preti di zona, alle volte può succedere che per una strana congiunzione astrale si riesca, come dire, a mettere in questione un problema cruciale di quelli, come dire, che rappresentano una questione seria dentro la vita pastorale, e i preti decidono di parlarne, e questa questione viene posta con coraggio al tavolo della discussione, la si esamina in tutti i suoi aspetti critici, si dice tutto quello che non va, appunto perché questa cosa non funziona, si arriva persino anche a ipotizzare dei cambiamenti, queste cose vanno cambiate, questa cosa non va più bene, si potrebbe fare così. Immancabilmente verso le 10:30, perché sono riunioni che si tengono la mattina, immancabilmente verso le 10:30 comincia la voce di qualcuno che dice sì, però non bisogna descrivere tutto in chiave negativa, bisogna anche evidenziare le cose che funzionano, non bisogna essere così liquidatori, ci sono anche molte cose belle, bisogna anche far vedere il positivo, e poi c'è sempre alla fine uno che dice però ricordiamoci che chi fa veramente le cose è lo Spirito Santo. E allora tutti si guardano e si chiedono, ma perché ci siamo trovati a parlare di questa cosa? E l'imbarazzo viene vinto semplicemente perché nel frattempo è arrivata l'una e si va a mangiare, e quindi ci si toglie un po', no? Ecco, non vorrei che questa sera, no, ci ritrovassimo, come dire, a vivere questi sentimenti. Lo dico perché ciascuno di voi è impegnato, credo, no, nell'attività catechistica al meglio delle proprie energie, con tutta la sua passione, con tutti gli strumenti che ha. Ecco, no, la premessa era questo, cioè consentiamoci la serenità di parlare liberamente senza immaginare che questa chiacchierata significhi cioè che da domani, no, voi dovete fare le cose in modo diverso, che bisogna, come dire, cambiare tutto. No, da domani continuate fedelmente a fare quello che avete sempre fatto, no? La catechesi, come dire, per ora ha una forma, come dire, che eroicamente noi teniamo in piedi, e quindi, come dire, questi discorsi non sono, diciamo così, per smontare la macchina dall'oggi al domani, ma mentre noi fedelmente onoriamo, no, il nostro compito con tutta la nostra generosità e con tutti i limiti della situazione, però la carta vincente è che ogni tanto, appunto, ci si ritrova, fortunatamente anche così in tanti, a ragionare un po'. Intanto però maciniamo pensieri, intanto non chiudiamo gli occhi sui limiti di quel lavoro che pur generosamente noi stiamo compiendo. Intanto cerchiamo di scrutare quali sono le ragioni appunto dell'evidente cedimento, no, come dire, di un sistema catechistico che per tanti anni è stato, come dire, viaggiava sull'olio, e che invece per noi oggi è diventato invece qualcosa di molto più impegnativo e di più difficile. Quindi
permettiamoci il lusso, no, di un senso critico da rivolgere alla realtà, pensieri nuovi che ci servono, anche solo singolarmente, anche solo per rimanere sereni, capisci? Anche solo per dire, sai, non è colpa mia, non è tutta colpa mia, non è perché non sono bravo io, non è perché non sono generoso, è perché nel frattempo ci sono cose, come dire, più grandi di noi, no, che agiscono, che si muovono e che è interessante anche capire. Alcune che vengono anche dalla storia, come sentirete. E questo ci aiuta in prospettiva, in futuro, come dire, a capire quali strade forse si aprono senza poter determinare adesso come sarà nella concretezza. Però certamente dei criteri che ci permettono di pensare e dei criteri che, permettendoci di pensare, secondo me cambiano già anche il modo con cui uno può continuare a fare le stesse cose. Io dico anche così, dico sempre anche così, che quando cambia lo sguardo, la mano, lei si muove già in modo diverso, anche nel fare le stesse cose di prima, no? Quindi il nostro sistema catechistico potrà andare avanti anche quieto e identico, così come siamo abituati a farlo, però con qualche categoria in più, tutto questo, come dire, lo compiamo anche sotto una luce diversa e magari anche con una energia nuova. Questa era la premessa. Parto da questo primo tema, che dico così, l'equazione fra catechesi e iniziazione, che ci sembra, come dire, un'equazione che sta nelle cose, che è indiscutibile, magari qui a Chiavari no, sempre a Bergamo invece sì, no? Quando si dice catechesi si pensa anche all'iniziazione cristiana, quando si dice iniziazione cristiana si intende catechesi, no? E si è formato questo binomio, questa specie di equazione, di analogia, quasi di identità, che invece io stasera voglio discutere e dire, beh, è diventato così perché questi decenni che noi abbiamo vissuto hanno portato a fare in modo che la catechesi dovesse essere anche il tappeto volante, no, dell'iniziazione cristiana. Ma non è sempre stato così. Intanto cos'è l'iniziazione? Che cos'è un'iniziazione? Nel senso generale dell'iniziazione alla vita e nel senso specifico poi dell'iniziazione alla vita cristiana. L'iniziazione è quell'insieme dei processi per lo più pratici, cioè si tratta di fare delle cose con cui si viene introdotti alla vita matura, no? Cioè per trasformarsi da cucciolo dell'uomo in essere umano maturo e adulto ci sono delle tappe, no? Che i sociologi chiamano così tappe iniziatiche, sono dei passaggi che una società istituisce e che sono quelli che, come dire, conducono uno a fare dei salti, degli scatti, resta se stesso, ma ci sono dei momenti in cui pur rimanendo tu sei già diventato un altro. Una volta la soglia iniziatica per i maschi, quella più, come dire, che lasciava di più il segno, era certamente il militare, no? Uno era giovane, andava a militare, tornava, si sposava e cominciava la sua vita di adulto. Questa è l'iniziazione, le tappe iniziatiche. Sono processi, fatti, pratiche, cose da fare, modi di esistere che lentamente, per soglie progressive, no, ti fanno diventare adulto, maturo, insomma ti fanno viaggiare nella vita. Insieme di processi, per lo più pratici, di introduzione alla vita matura. Quindi anche l'ingresso nella vita cristiana per sé non avviene se non per passaggi iniziatici. La Chiesa antica li aveva istituiti anche con grande solennità, i catecumeni che appunto, come dire, avevano un lungo tempo di iniziazione alla vita cristiana, dovevano imparare proprio a vivere da cristiani prima, poi a sapere tutto della scrittura, poi ricevevano i sacramenti e poi l'illuminazione, poi gli veniva detto, ma solo alla fine, qual era il contenuto delle cose che avevano vissuto, cioè qual era il contenuto della vita cristiana. Ecco, l'iniziazione vuol dire quali sono quei processi concreti attraverso i quali uno entra nella vita cristiana, nella vita cristiana.
nella cristianità tridentina, cioè nella parrocchia così come era ai tempi di mio nonno e della mia nonna, e quindi anche del nonno e della nonna di molti di voi, e molto di più del bisnonno e della bisnonna mia e di molti di voi, no? La parrocchia tridentina, quella prima del Concilio di Trento, no? Cioè vuol dire non secoli fa, vuol dire prima di 50 anni fa, no? Cose che loro per esempio faranno fatica persino a comprendere, no? Il grande cambiamento che 50 anni fa è venuto attraverso il Concilio. Nella cristianità tridentina questi processi erano favoriti, assicurati e resi efficaci proprio fino a 50 anni fa, da una cosa che i sociologi hanno chiamato così, il catecumenato sociale. Il catecumenato sociale era la grande forza di iniziazione di tutti gli esseri umani, di tutti gli individui che in la società organica, quella appunto della cristianità tridentina, coincidevano, diciamo così, con la società, no? Era una società organica dove l'anagrafe civile si sovrapponeva perfettamente col registro dei battesimi della parrocchia. Tutti erano cristiani, capito? E questo faceva in modo, questo permetteva, come dire, che ci fosse che il senso comune, cioè il modo di pensare, il modo di fare, il modo di sentire, no, dell'intera società fosse talmente plasmato di cristianesimo che alla fine era quello che introduceva alla fede. Era questo catecumenato sociale. Ed era anche, come dire, il clima nel quale era possibile l'efficacia anche dell'educazione delle famiglie, che era, allora educare certo non è mai facile per nessuno, certo c'è stata un'epoca in cui educare forse era più facile di oggi. Oggi è più difficile educare, perché non c'è più questo, no? Questa specie di catecumenato complessivo della società per il quale quello che la mamma e il papà dicevano nel piccolo, dei legami familiari, la società lo ribadiva quasi non identico, ma certamente molto simile, nel grande della società. C'era una coerenza di messaggio. Non solo una coerenza di messaggio dal punto di vista delle parole, una coerenza complessiva dal punto di vista dei modi di fare, dei gesti, di come ci si comporta, di quello che si fa, dell'etica pubblica si direbbe, no? Cioè di quello che è bene per tutti. E quindi quello che ti veniva insegnato in casa trovava subito, immediatamente un riscontro in quello che tu sperimentavi poi nell'ambito più grande della società. E questo catecumenato sociale, che era veramente quello che in realtà introduceva, no, dentro la vita cristiana. Questo permetteva questo era l'iniziazione, no? Cioè alla fine mio papà, classe 1936, che ha vissuto l'ultimo crepuscolo di quel mondo lì, come dire, non si è dovuto porre la questione vado in chiesa, non vado in chiesa, sarò cristiano, non lo sarò, continuo ad andare a messa dopo la catechesi. No. Come dire, era un mondo nel quale il cammino era comunque segnato, capito? Cioè che eri un pesciolino nell'acquario cristiano. Comunque, questo permetteva allora alla catechesi di essere appunto quello che dovrebbe essere la catechesi, col suo compito semplice, limitato e circoscritto. La catechesi per sé cos'è nella Chiesa? La catechesi è l'esposizione ordinata dei contenuti della fede per l'acquisizione personale. Questo dovrebbe essere per sé la catechesi, no? Ti spiego con le parole il senso delle cose che noi cristiani tutti insieme crediamo. E quindi è uno sforzo linguistico, fatto in modo semplice ma anche sistematico, deve dire con ordine. Allora, su che cosa siamo d'accordo noi credenti cristiani, no? Qual è la nostra fede? La dobbiamo dire, no? Nei suoi contenuti
fondamentali in modo ordinato, no? In modo che questi contenuti possano essere assimilati anche personalmente. No? Questo sarebbe il compito della catechesi, né più né meno, no? Solo che dopo gli anni 60, appunto, proprio in quegli anni in cui la Chiesa era impegnata, no, in quella grande riflessione di riforma che è stata il Concilio Vaticano II, no? Proprio in quegli anni lì, appunto, nella società cambiavano tantissime cose, ma proprio tante, no? È stato proprio diciamo, un decennio di profonde rivoluzioni culturali, anche sessuali, no? di costume, tecnologico, insomma è cambiato veramente il mondo. E quindi una cosa che si è dissolta, una cosa che proprio è venuta meno, è stata questa, cioè l'organicità di una società, come dire, che aveva dei riferimenti etici e culturali omogenei. E quindi si è dissolto il catecumenato sociale, assieme alla società organica di cui era espressione. E quindi anche nella società, per esempio, sono venuti meno i processi di iniziazione. Sono venute meno quelle tappe che aiutavano prima le varie età della vita, no? Ad avvicendarsi una con l'altra e quindi a strutturare l'individuo. Tutti i sociologi, per esempio, oggi dicono che siamo nel tempo dell'eterno presente e dell'eterna giovinezza. Cioè sono scomparse anche proprio quei confini che una volta dicevano con chiarezza e con immediatezza quando uno era giovane, quando uno era diventato maturo, quando uno era vecchio. Sai, oggi non si sa più bene, non sai più bene. Oggi i vecchi non ci sono più, nel senso che tutti sono giovani, no? E la società ti offre anche, come dire, il modo, dei modi, come dire, per poterti sentire o per poterti rappresentare come tu desidereresti, cioè sempre vitale, giovane, no? Il modo di vestire, i prodotti di cui circondarti, le cose da vedere. Quindi eterna giovinezza, no? Tutti, e ai giovani sta succedendo questa cosa. Non so se sbaglio, poi magari loro mi diranno no, te la stai sognando, ma io vedo questo. Che ai giovani, alle giovani generazioni sta succedendo una cosa che detta così è anche una cosa bella, sembra una cosa bella. Se poi uno ci pensa su un attimo, invece capisce che è una cosa anche abbastanza tremenda da sopportare. Ed è questo. Oggi alle giovani generazioni sta succedendo che tutti vogliono essere come loro. Tutti. Tutti oggi vogliono essere giovani, vitali, liberi ancora dalle scelte definitive. L'ideale umano di tutti oggi è questo, no? Conservare il vitalismo del bellissimo momento della giovinezza, conservare quella libertà appunto del non avere ancora fatto delle scelte definitive. Questo è un po' l'ideale, come dire, sociale dell'individuo come tale, non solo di quello che ha 16 anni, 20 anni, che è giusto che sia così, ma anche di chi arriva a 30, a 40, a 50, anche dopo, no? Tutti vogliono essere come loro. Sembra una cosa bella, mica tanto, no? Perché poi uno si chiede, ma insomma, sai, se tuo padre si veste come te, vuole la pancia piatta come te, parla come te, vuole essere tuo amico, si comporta come te, vuol fare le stesse cose che fai tu cosa ti devi inventare per poter dire a tuo papà o a tua mamma uguale? Cosa ti devi inventare per dire ai tuoi genitori guardate io vi voglio veramente bene, ma proprio tanto, vi voglio un bene dell'anima, solo che non voglio essere la vostra fotocopia e non voglio che voi siate la mia fotocopia. Cosa deve fare uno per essere diverso da suo padre dopo che si è fatto la cresta, messo 100 orecchini, strappato i jeans e il papà fa la stessa cosa? E tu cosa ti inventi, capito? No?
Allora questa è la prima civiltà nella storia, la nostra, occidentale, no? La prima civiltà nella storia in cui i figli sono diventati i modelli dei padri. Beh, e questo, capisci, cosa significa dal punto di vista dei processi iniziatici che saltano? Non ci sono più i passaggi delle età. Allora, dopo gli anni 60 è venuto meno il catecumenato sociale e anche nella società sono venuti meno i processi di iniziazione, no? Con tutte le fatiche ad educare, come dire, che non sono soltanto della Chiesa, della catechesi, delle parrocchie, dei catechisti, dei parroci, no? Fatica a educare che è proprio anche delle famiglie, è più difficile educare oggi e difatti molte delle cose, diciamo così, che una volta dal punto di vista educativo nelle famiglie andavano da sé, adesso devono essere affidate ad altre agenzie, no? Per esempio la scuola. La scuola è un po' come la catechesi, no? Aveva il compito, come dire, di trasferire quelle informazioni necessarie, no? Un individuo per avere la competenza giusta per affrontare la vita. La scuola ha un compito limitato, deve fare quello, non è che gli si può chiedere chissà cosa. In un tempo invece di emergenza educativa, alla scuola si caricano tantissime aspettative, no? I genitori si aspettano che a scuola i figli appunto attraversino quei passaggi educativi che non riescono, come dire, a essere onorati all'interno della famiglia. E quindi capite perché oggi c'è sempre, non sempre, ma spesso, tutta questa tensione anche fra la famiglia e l'istituzione scolastica, no? Che ogni tanto, no? Fino ad arrivare anche a quelle punte, diciamo, di idiozia, di genitori che menano i professori, ma sono, come dire, vertici di irrazionalità, appunto, che però dicono di questa tensione sotto la quale c'è questo problema educativo, no? E nella formazione cristiana, la catechesi, allora, e questo è il punto a cui volevo arrivare, nella formazione cristiana la catechesi si è trovata a doversi caricare delle incombenze dell'iniziazione, che non era più garantita dal catecumenato sociale, dalla società organica e dal modo con cui tradizionalmente uno diventava cristiano, no? Che era quello, sì, da piccolo ti facciamo il catechismo, ti diamo la prima comunione e la cresima, allora era addirittura in quinta elementare, dopo che tu abbia capito, che tu abbia interiorizzato, che tu abbia maturato una coscienza cristiana, sì o no, questo non importa perché tanto sappiamo che comunque per tutta la tua vita tu sarai avvolto, no? Da questo modo di stare al mondo, che è di andare in chiesa la domenica, che è di avere questa idea del bene, questo modo cristiano di vivere, e lo farai comunque, ed è questo che ti educherà, non tanto quello che hai ascoltato a 10 anni al catechismo del parroco. No. Saltato questo, la catechesi è rimasta l'unico fronte, no, di formazione, caricandosi anche dell'onere del compito così complesso, capite, così articolato, dell'iniziazione umana e anche cristiana. Per questo appunto nell'articolo io ho chiamato la catechesi il cireneo della pastorale, si è caricato la croce, ma una croce veramente. E questo ha progressivamente lasciato nella loro nudità, cioè proprio li ha resi evidenti, i limiti che nel frattempo la catechesi ha accumulato nella storia, no? Nel suo rapporto con la vita della Chiesa, e che sono limiti che noi adesso, di cui adesso noi portiamo veramente il peso. Portiamo il peso di questi limiti senza avere però poi il paracadute del catecumenato sociale, no? Stando nel deserto, come dire, di una vita sociale che invece è piena che non è certamente più il mondo organico, nemmeno dal punto di vista del senso che noi abbiamo conosciuto. Adesso
un cucciolo dell'uomo come tanti, una volta che ha finito le elementari, le medie, diventa adolescente e comincia a vivere in società, sente tantissimi messaggi, no? Anche straordinari, anche pieni, come dire, di cose bellissime, però anche potenzialmente contraddittori. Cioè non trova certamente la capacità di portare a sintesi tutte le stimolazioni che sente, che vede, che trova, di cui è colpito nella società. E noi quindi ci troviamo nelle nostre parrocchiette a fare la nostra formazione cristiana, no? Con il piccolo strumento della catechesi che si è sobbarcata tutti questi compiti e quindi costretta a mostrare anche tutti i suoi limiti, che io provo a dire. Questi limiti sono anche i punti su cui bisogna lavorare, secondo me, no? Su cui bisogna mettere energia, intelligenza, volontà, passione, coscienza, senza personalizzare, senza difendersi, senza dire ma però, ma io, ma lei. La prima è questa, che abbiamo scoperto, o almeno secondo me, sento perlomeno che dovremmo riconoscere, no? Nelle nostre pratiche catechistiche, che sapete sono prevalentemente fatte di parole, scritte, dette, elaborate, no? E anzi dico questo anche per consolarci un po', penso che la residua efficacia che hanno, no, le nostre attività catechistiche, cioè se producono veramente qualche cosa che poi lascia il segno, no? Cioè se qualche bambino poi si ricorda della catechesi, porta veramente con sé qualche cosa che poi matura, è sostanzialmente perché l'intelligenza e la passione di voi catechisti ha capito che lì dentro bisogna mettere qualcosa di più, che ha a che fare con le relazioni, con l'amicizia, con i modi, no? Con l'ospitalità, che sono quella cosa che tutti noi ricordiamo di più, no? Di quel periodo, di questa catechesi. No? Ti ricordi che era bello, era divertente, perché quel catechista mi ascoltava, perché mi trovavo bene col gruppo, no? Cioè, ciò che lascia di più il segno, appunto, non è quello che noi pensiamo che dovrebbe formare, cioè tutte le parole che diciamo, come se fosse una specie di facoltà teologica che dura 10 anni, no? Allora, una povertà è questa, una povertà proprio di contenuto, secondo me, una povertà delle parole. Povertà di contenuto, di un contenuto proprio della narrazione cristiana, appunto, quello che si diceva nell'introduzione, no? Ma cosa dico del cristianesimo? Come ne parlo? Cosa dico che sia la vita cristiana? Io ho la convinzione che noi su questo abbiamo ereditato parole senza sottoporle a quella giusta metamorfosi che le potessero rendere eloquenti, no? E siamo rimasti con una narrazione cristiana povera, inattuale e proprio anche spogliata, come dire, della natura profetica e rivoluzionaria anche del messaggio cristiano, no? Di sicuro inadatta, profondamente inadatta a resistere, dialogare, confrontarsi con le forme della cultura comune di oggi, no? Dell'uomo di oggi che va su Marte, capisci? Clona le pecore, fra un po' clonerà anche gli esseri umani, no? C'è una cultura che sta veramente viaggiando con dei paradigmi sui quali per ora non esprimo giudizi. Sicuramente sono paradigmi che sorprendono, no? Cioè è una cultura che ha macinato tante cose, che è profondamente cambiata. Cioè non è più la cultura ottocentesca dei nostri catechismi di una volta. La narrazione dottrinale
è rimasta invece sostanzialmente quasi identica a se stessa, per tante ragioni. Anche per i pruriti dottrinali, come dire, che noi all'interno, no, della Chiesa abbiamo sempre quando cerchiamo di cambiare anche solo qualche formulazione della dottrina, o semplicemente per inerzia, per incapacità culturale a mediare nuovamente il messaggio evangelico secondo i paradigmi culturali di oggi. Adesso mi rendo conto che sto dicendo delle cose che rischiano di essere astratte e aeree, perché poi bisognerebbe mettersi qui e dire cosa vuol dire questa cosa, però spero che la intuiate, no? Cosa vuol dire che comunque il modo con cui noi esprimiamo la sostanza del cristianesimo, come dire, si esprime in un modo che difficilmente può essere coerente, no, con la ragionevolezza della cultura di oggi, che non ha tutte le ragioni, non sto dicendo quello, ma certamente la verità del Vangelo non si può esprimere se non attraverso anche lo scambio simbolico con cui l'uomo di oggi dà senso alle sue cose. No. Non abbiamo rinnovato, allora diciamolo con un esempietto molto semplice, no? Cioè non si può più raccontare la storia di Adamo ed Eva e tante altre storie bibliche come se fossero il resoconto letterale di qualche cosa che è successo veramente, no? E non rielaborare questi temi in profondità sulla base delle questioni, delle domande con cui nel frattempo la cultura moderna ha posto molti interrogativi a tante questioni, no? Cioè bisogna anche trovare il modo giusto per restituire profondità, persuasività, eloquenza, ragionevolezza ai temi cristiani, no? Per non farli restare temi infantili, capito? Cioè per non fare in modo che quando tu senti le cose dei cattolici, le cose cristiane, ti sembra sempre di sentire delle favole, delle favolette, capito? Delle cose per bambini. Un contenuto cristiano che sia un po' infantilizzato, no? E che quindi tu trovi, che ne so, il parrocchiano che nella sua vita normale fa il fisico nucleare o l'amministratore delegato in banca o che ne so, che comunque ha una sua specializzazione, una sua cultura che esprime ad alto livello e che quindi è dentro proprio, no, i paradigmi della cultura di oggi e poi quando va in chiesa si esprime ancora come la nonna di 100 anni fa. Ora il contenuto, proprio il modo di dire, capito? Come comprendiamo noi il fatto cristiano. Uno dei limiti, una delle ragioni di questo ritardo è stato che di sicuro la narrazione dottrinale del cristianesimo non è stata sufficientemente arricchita e rinvigorita dai passi in avanti compiuti nel modo di leggere la scrittura che il concilio e la teologia ci hanno fatto fare, no? Per i più adulti, per i più grandi che forse colgono questi riferimenti, la Costituzione conciliare Dei Verbum, che ci ha fatto cambiare proprio il modo con cui noi intendiamo l'idea che Dio si rivela nella storia e il modo con cui noi leggiamo la scrittura e la interpretiamo, no? Questo passaggio che era decisivo, secondo me non è arrivato in basso, cioè non è riuscito a trasformare la narrazione credente cristiana del cristiano comune, no? Che continua a parlare come parlava la sua nonna e anche quando è adulto continua a parlare delle cose di fede con il bagaglio contenutistico che gli è rimasto dalla seconda media, cioè dall'ultimo giorno in cui è andato a catechismo da piccolo. Qui bisogna lavorare, ragazzi, bisogna lavorare tanto. Cioè appunto il fatto cristiano va raccontato nella sua forza, nella sua bellezza, ma con parole nuove che bisogna trovare, no? Che peraltro chiede soprattutto agli adulti, no? Agli adulti di elevare la qualità media, come dire, della loro coscienza e della loro comprensione delle cose della fede, no? Perché uno dei temi scottanti, no, della cosa che stiamo discutendo, cioè della catechesi, è
che nelle nostre parrocchie, se ci fate caso, gli unici che fanno tutto della vita cristiana, che si confessano, che vanno a messa, che leggono la Bibbia, che studiano la teologia, seppure nella forma semplificata del catechismo, gli unici che fanno tutto della vita cristiana sono i bambini, gli unici. Gli adulti, appunto. Il ritratto di un cristiano adulto e maturo che sappia possedere da se stesso le categorie della fede, discuterle, difenderle, è questo che manca, capisci? No? È questo che manca. Quindi bisogna raccontare il cristianesimo in modo nuovo, lavorare su noi stessi, sulle nostre inquietudini e sulle nostre resistenze anche, certo. Perché in America ci sono quelli che invece pensano, resistono nel dire no, la nascita del mondo è come dice la Bibbia. E cosa dice la Bibbia? Che il mondo ha 6.000 anni di vita, l'ha fatto proprio Dio così, no? Mettendo gli animali dentro al mondo, forgiandoli così, i creazionisti americani, no? E anche qualcuno di noi, delle nostre parrocchie, è inquietato quando tu gli dici no, guarda che... No, insomma, sai, comunque la teoria dell'evoluzione non è più una roba opinabile, no? Come dire, sono scoperte umane con cui bisogna fare i conti e davanti alle quali non bisogna inquietarsi. Non è che queste scoperte rendono invalido quello che c'è scritto nella scrittura, no? Forse ci aiuta a capire che tutto va interpretato in un modo nuovo, in un modo diverso, forse anche più profondo, no? Questo lavoro è tutto da fare ancora da capo, secondo me. Cioè non è arrivato in basso, non è arrivato a livello delle nostre comunità. L'hanno fatto un po' di teologi, qualcuno che legge un po' di libri perché gli piace leggere, ma per il resto noi viaggiamo come se non fosse successo nulla, no? E quindi poi succede che un cristiano medio, quando vede un film di Dan Brown, no, si agita. Lo dico perché mi è capitato, non perché faccio una parodia inventata, no? Cose realmente accadute. Che viene la signora e dice, Madonna, ma è vero che la Maddalena è sepolta sotto la piramide del Louvre, no? E è vero che Gesù era sposato con la Maddalena, no? Cioè a ogni trovata, diciamo così, romanzesca, il cristiano medio si inquieta per mancanza di strumenti, no? Senza neanche la capacità di attivare la logica. Se la Maddalena è sepolta lì, perché non scavano per trovarla, che ne nascerebbe un museo incredibile che farebbe soldi a palate, capisci? Ecco. I contenuti, come raccontare la fede, qui bisogna che ci mettiamo sotto a studiare proprio. Io dico a studiare. Cioè noi possiamo andare avanti ancora tanti anni a fare la catechesi allo stesso modo senza preoccuparci. Se però nel frattempo noi catechisti cominciassimo su questo a lavorare, noi, non tanto senza l'obiettivo perché dopo devo parlare ai bambini, no, per me, come credente. Devo far diventare solida la mia comprensione della fede. Secondo, un altro limite, come dire, che la catechesi ha manifestato dopo, no, la disintegrazione del mondo che la circondava, un intellettualismo di fondo della tradizione catechistica. Noi ereditiamo la catechesi dalle pratiche pastorali del Concilio di Trento, no, che facevano così: prendiamo i bambini e facciamo la cura intensiva di contenuti. Che allora funzionava, era una cosa, non lo dico con ironia, era il modo giusto di allora e si giustificava anche per delle ragioni di contesto. Sapete, la Chiesa tridentina è stata partorita anche fra i dolori delle polemiche confessionali con i protestanti, no? In cui c'erano proprio delle questioni di dottrina che facevano la differenza e nelle quali quindi bisognava preoccuparsi di istruire tutti i fedeli con la maggior precisione possibile. E quindi il catechismo era diventato, come dire, la trincea, no, delle cose di cui ne andava veramente del cristianesimo. E quindi ti devo proprio trasmettere dei contenuti e li devi imparare bene, a memoria,
e devi saperli ripetere. Intellettualismo vuol dire questo, testa, contenuti soprattutto. Un intellettualismo della tradizione catechistica, come se la sostanza della vita cristiana coincidesse con i contenuti che di essa bisogna conoscere, memorizzare, conservare. Un tempo la dottrina veniva accolta come distintivo di un cristianesimo sostanzialmente diffuso nel costume sociale. Era la pratica della vita di tutti. Quello che ho detto prima, no? Contenuti che ti venivano dati da piccolo, a 10 anni, però poi tu diventavi cristiano non per quei contenuti, ma per la vita di tutti, che ti avvolgeva e ti formava. Oggi questa pratica rischia di rimanere invisibile anche dentro i cortili religiosi delle parrocchie, cioè anche le comunità rischiano oramai di essere un posto dove si parla tanto, dove si presume di consegnare molti contenuti, dove al contrario è poco o meno visibile la vita cristiana come vita, proprio come vita concreta, come cose che si fanno, come stile dell'esistenza, come forma dei legami, che invece è il cristianesimo. Io con le mie formulette mi esprimo sempre così: la vita cristiana, se non è prima di tutto vita, non è nemmeno cristiana, se è fatta solo appunto di conoscenze, di parole, no? Vita cristiana è appunto, significa dare alla vita quotidiana, non al tempo libero, alla vita quotidiana la forma del Vangelo. Cosa vuol dire la vita quotidiana? Vuol dire tu che vai a scuola, tu che ti innamori e poi ti sposi, fai un figlio, lo educhi. Le esperienze della vita che devono assumere la forma del Vangelo. Questa è la vita cristiana. Come posso dare la forma del Vangelo a quello che io oggi sto vivendo? Non al mio tempo libero, capito? Non alla conferenza del venerdì di uno che viene a Bergamo. Sì, quella fa parte, come dire, del contorno, ma come posso dare alla mia vita la forma del Vangelo? Questo forse le nostre comunità lo stanno facendo di meno, sono più una somma di individui, diciamo così, intenti a onorare la propria vita, come dire, di adesione individuale alla fede, no? Anche questo per un retaggio, secondo me, di come è stata la vita pastorale, la vita della Chiesa per tanto tempo, dove la vita cristiana era soprattutto il rapporto dell'individuo direttamente con il Signore, mediato dal pastore, no? E quindi il problema era che ciascun fedele onorasse i precetti della vita cristiana e curasse la sua vita interiore, ma come individuo, come singolo. E un po' le nostre comunità hanno conservato questa consistenza di semplice somma di individui che onorano a titolo personale, no, un debito nei confronti della vita spirituale. E non sono luoghi in cui è visibile, no, dovrebbe essere visibile, sai quello che dice il nuovo Atti degli Apostoli, no? Le comunità parrocchiali dovrebbe essere quel posto dove chi le guarda anche dall'esterno dice: ma va quelli lì, ma pensa, come fanno le cose loro. Cioè fanno le cose di tutti, lavorano, diventano grandi, vanno a scuola, si sposano, fanno i figli, si preoccupano di chi è vecchio, curano chi è malato, ma lo fanno in un modo, che, come dire, sembra una umanità persino più umana, che quindi interessa anche a me, capito? Questo dovrebbe essere. Oggi questa pratica rischia di rimanere invisibile anche dentro i cortili religiosi. Quindi evanescenza della comunità come luogo delle evidenze pratiche della fede, no? C'è un bambino
non capirà mai cos'è il cristianesimo, non lo assumerà mai come propria forma di vita, nemmeno del suo interesse personale, se non avrà davanti qualcuno di cui può dire, beh, quello sì che, ma pensa. Che bel modo di essere uomini, quello di essere cristiani. Cioè io sfido chiunque di voi, non dico a Chiavari, io dico sempre a Bergamo, no? Di andare in una delle nostre comunità e immaginare appunto che un ragazzo, che un giovane possa identificarsi davvero in un mondo così, no? E dire, beh, lì, caspita, lì veramente posso trovare il compimento anche della mia umanità e della mia vita, no? Questo senza dimenticare, come dire, le difficoltà della cultura, della società, del mondo, ma per parlare di quello che compete a noi. Quindi bisogna, anzi, per riallineare i compiti iniziazione e catechesi, il punto è che per diventare cristiani bisogna fare cose cristiane prima che dire parole religiose. Scolpiamocelo qui. Fare cose cristiane prima di dire parole religiose. Dopo le parole diventano anche più piene di senso quando tu fai cose cristiane. Sapete, lo dico perché in realtà poi la nostra Chiesa nel sottobosco delle sue sperimentazioni queste cose qui le ha già capite e le sta già facendo, no? A Bergamo per esempio quei giovani che tornano a maturare una coscienza, come dire, della fede cristiana e anche un'amicizia, un amore, un'affezione per la comunità ecclesiale, sono quelli che senza essere stati lì a studiare chissà cosa di catechismo, no? Hanno fatto qualche esperienza veramente ricca e profonda. Non so, con la Caritas se ne sono andati in Africa a fare un'esperienza, no? Buttati nella piscina della vita cristiana. Comincia a fare cose cristiane. Dopo torni e ti spiego quello che ti è capitato, cosa hai fatto. E le parole subito si riempiono di succo, no? Le due cose insieme. Reistituire nelle nostre comunità, per quello che ci è possibile, reistituire processi iniziatici di questo tipo. Avete notato che la maggioranza dei giovani dentro la Chiesa, per esempio, voi li trovate in situazioni un po' inaspettate, no? Per esempio in certi movimenti, Libera, l'Arsenale, Comunione Liberazione, che ne so, sono i primi che mi vengono in mente, cioè situazioni nelle quali anzitutto tu vieni messo, come dire, a rispondere in prima persona di un bisogno e quindi a fare esperienza di restituzione, no? Che è un passaggio iniziatico. È quell'occasione in cui nella pratica qualcuno ti dice: guarda che tu non puoi passare la vita semplicemente ad essere accudito, a rimanere uguale a quello che sei, a essere gratificato, a sentire quelli che ti dicono ma come sei bello, come sei bravo, come sei talentuoso, che bei sentimenti che hai, come canti bene, no? Ma deve venire il momento in cui cominci a restituire, ad accettare il tempo che passa, il corpo che cambia, le responsabilità che evolvono e a comprendere, come dire, che a un certo punto il senso del vivere significa che devi perdere del tuo per far vivere qualcun altro. Ora, se non fai questo passaggio, capisci? Non solo non c'è il cristiano, ma non c'è neanche l'uomo, capito? L'ultimo punto di corsa, perché sto abusando della vostra pazienza. Terzo punto, la distanza sempre maggiore fra l'ideale di un umanesimo credente, cioè l'immaginazione che la fede cristiana ha dell'uomo, e l'antropologia di base dei cuccioli della società postmoderna. No, questo non è colpa della catechesi, non è colpa di nessuno, è che la storia va avanti.
la cultura evolve, l'uomo fa la sua strada, capisci? Certo, noi oggi siamo su questo piano, come dire, non so se di dialogo o di incomunicabilità. Certo c'è una distanza sempre crescente fra l'ideale di un umanesimo credente, cioè cosa è l'uomo, nella convinzione tradizionale del pensiero cristiano, rispetto all'antropologia di base dei cuccioli della società postmoderna, cioè di come un cucciolo dell'uomo oggi, dal giorno in cui nasce, viene formattato. Ovviamente attraverso gli input e gli strumenti sempre più segnati dal potere dell'estetica, della tecnologia, no? Cioè, tanti di voi avranno il nipotino appena nato che gattona per terra, no? E tutti noi ci divertiamo e ridiamo un sacco quando il bambino va lì, tocca il pulsante della luce, la luce si accende e lui tutto contento, no? E noi ridiamo e lui continua, ma lui da quel gesto lì, come dire, forma un paradigma mentale, capisci? Cioè che la realtà cambia se lui lo vuole e col semplice tocco di un tasto. Questo fa la tecnologia, ti cambia la testa, te la formata in un modo nuovo. Noi sperimentiamo questo, no? I catechisti che tra di voi sono quelli più di onorata memoria, quelli che hanno tante medaglie al petto, come dire, si renderanno conto che hanno lasciato quelli di quinta l'anno scorso, quest'anno hanno preso quelli di quinta elementare e 5 anni dopo si sono trovati davanti degli alieni, completamente diversi, no? Completamente diversi. L'antropologia di base, che significa se e come i cuccioli dell'uomo oggi realmente vengono iniziati alle esperienze originarie della vita, o se anche in questo, come dire, per tante ragioni, i legami di prossimità di base, cioè i legami familiari, fanno sempre più fatica anche a onorare questo compito, no? E quindi fanno fatica, come dire, a formattare proprio il cucciolo dell'uomo, sul senso del tempo, sulla differenza del bene e del male, sul senso della responsabilità, appunto sui paradigmi basilari delle esperienze, che sono sempre invece più influenzati, determinati prima appunto da questa vita precocemente invasa, no? Dagli elementi tecnologici, dalla società che ha tutti i suoi criteri di influenza. E la mia impressione, sono le ultime cose che vi dico, la mia impressione è che per esempio è questa la ragione per la quale noi facciamo fatica a onorare certi passaggi proprio della vita cristiana. Ve ne dico uno sul quale io faccio veramente tanta fatica, proprio a farlo, la confessione dei bambini. La confessione dei bambini. Posto che ogni tanto, certo che trovi il bambino, il genietto, quello, come dire, no, che ha proprio dei bravi genitori e si vede che è stato coltivato e che viene, che è introspettivo, capace di leggere la sua vita, si confessa bene. Certo che uno lo trovi ancora, ma nella norma, no, l'impressione è che noi stiamo coinvolgendo dei cuccioli dell'uomo in un'esperienza grave, profonda, impegnativa come quella del perdono e della coscienza morale, senza che questi abbiano il minimo requisito per poterla onorare con verità, no? E la mia impressione è sempre: ma cosa stiamo facendo con questi bambini qui? Intanto disonoriamo il sacramento, e secondo li confermiamo nell'idea che quello che stiamo facendo sono stupidaggini, no? E difatti loro sono bravissimi, sono strepitosi, loro sono furbi, ti dicono: vuoi la filastrocca?
Ma io te la dico tutta, eh. Ho disubbidito alla mamma, ho detto le parolacce, ho rubato, che ne so, ho fatto uno scherzo al mio amico, sai, questi piccoli elenchi di peccati reali, inventati, che poi se li passano anche tra di loro, no? Perché si istruiscono a vicenda, capisci? No? Allora io dico, ma questa associazione fra i cammini di formazione, no? Che è catechesi e iniziazione, che dobbiamo forse cominciare a pensare come anche due cose, certo ancora unite ma anche distinte. E tutto questo deve essere ancora così strettamente legato a delle tappe sacramentali così obbligatorie, nelle quali tutti noi, se siamo un po' onesti, no, percepiamo che c'è anche qualche cosa che non va nella serietà di quello che facciamo, no? Sì, sai, tu fai la prima comunione, fai la cresima, ma ti sto veramente consegnando gratis qualche cosa che è più grande di te e quindi offendo te e offendo il sacramento, senza nemmeno accorgerci che il modo con cui quel bambino con la sua famiglia sta vivendo quel momento è veramente cambiato in profondità e si è, come dire, è diventato il luogo in cui sono efficaci altri paradigmi, no? Io per esempio ho questa convinzione che l'ordine del sacramento cristiano, prima comunione, la cresima e poi c'era il matrimonio, no? Cioè queste tappe che un tempo non erano solo tappe della vita cristiana, ma erano anche le tappe, come dire, della formazione, della semplice formazione umana di tutti gli individui, no? Quindi l'iniziazione era questo, no? Allora che l'ordine del sacramento oggi è stato profondamente sostituito, sapete da cosa? Dalle pratiche sociali dei consumi, dell'oggetto di consumo, che è il vero elemento davanti al quale oramai l'identità del singolo misura la sua qualità, la sua dignità, i suoi passaggi. E sapete da cosa lo capite? Da quella cosa che noi spesso notiamo e critichiamo solo sotto il profilo moralistico, ma non abbiamo capito sotto il profilo antropologico di base. Cioè, avete notato che i regali della prima comunione della cresima, dove tu capisci che il segno vero che quel bambino ha fatto un passaggio di vita, cioè è diventato più grande e viene considerato più grande, non è perché ha fatto la prima comunione o perché ha fatto la cresima, ma perché in occasione della prima comunione della cresima ha ricevuto quel tal regalo, ha avuto il cellulare, ha l'età per il cellulare. Quello è il passaggio iniziatico, non la prima comunione. Questo significa, come dire, che il contesto culturale, come dire, no. Allora cosa sarebbe un lavoro che noi dobbiamo fare? Per esempio, introdurre la necessità di curare i fondamentali dell'originario umano, prima di tutto. Cioè quelle cose, quelle dimensioni, senza delle quali tu non sei veramente umano. Cioè non sei l'essere umano quando un essere vivente ha la sua forma propriamente umana. E sono queste tre cose che secondo me sono quello che potrebbe essere un lavoro vero della comunità, che non ha fretta di dare sacramenti, non ha fretta di dare convinzioni religiose, ma oramai deve impegnarsi anche proprio a costruire, come la plastilina proprio, no? A modellare la coscienza dei cuccioli su queste tre cose. Primo, la parola e il racconto, cioè allenare il cucciolo dell'uomo e ovviamente anche noi grandi all'idea che tu non fai esperienza di niente se non sei capace di raccontarla.
Cioè che la tua vita, i fatti che ti capitano, le cose che fai, ricevono senso umano e diventano vera biografia della tua vita solo attraverso la capacità di raccontare con le parole, no? Solo se la tua mamma ti racconta le cose, tu a tua volta riesci a raccontare quello che stai vivendo e quindi a vivere le cose che stai raccontando, no? Il valore della parola e del raccontare, del narrare, la forza del linguaggio, della parola giusta che identifica un vissuto, no? Cioè di liberare, come dire, la schiavitù, no, di tanti ragazzi di oggi che si esprimono appunto per codice binario, no? Sono giù, sono su. Sto bene, sto male, strabello, strabrutto, no? E dirgli, guarda, che in mezzo a queste alternative ci sono tante altre parole senza delle quali tu non vivi l'esperienza corrispondente. Non c'è solo sto bene, sto male, ma sono allegro, sono felice, sono triste, sono amareggiato. Quella parola lì serve a dire proprio quell'esperienza, quella lì e non un'altra. E se non hai la parola è più difficile che tu viva l'esperienza. È come quando voi mamme, no, al bambino piccolo che ancora non sa parlare, che guarda un po' così disorientato nelle cose di questo mondo, voi gli suggerite la parola giusta, gli dite mamma, no, e trepidate perché arrivi il giorno in cui lui riesce a pronunciarla, no? Ma è per dirgli, state attenti, non è solo vanità e narcisismo delle mamme, che c'è anche quello, ma è per dirgli, guarda che se tu vuoi veramente impadronirti della verità della relazione che ti lega a me, non devi chiamarmi né Margherita, né Luisa, né Giuseppina, né Marica, mi devi chiamare mamma. Questa parola dice la verità di quello che io e te siamo l'uno per l'altro. Il linguaggio, no? Il raccontare. Senza di questo, anche la Bibbia, i racconti biblici, no? Restano semplicemente delle favole neanche troppo affascinanti, no? Che le animazioni della Pixar battono 600-0, capisci? Ecco. Quindi questo è un tema, mi spiace di dirlo in modo così superficiale, ma il secondo, il rito e il corpo, cioè la capacità dell'essere umano di distinguere i tempi e come il tuo corpo sta nella vita, no? Sai, le mamme di una volta ti dicevano no, adesso stai lì seduto sulla sedia, mangi composto, il tovagliolo qui, allora la forchetta con la sinistra, il coltello con la destra, prova. Allora adesso, siccome siamo a tavola, ci ascoltiamo tutti, in questo momento c'è silenzio, no? Adesso puoi anche parlare, no? Le differenze di tempo, di situazione, di spazio, in cui modulare anche il modo di gestire il corpo, i comportamenti, no? Quella cosa che noi oggi vediamo, non so, adesso io figli non ne ho, quindi rischio di parlare anche a vanvera, ma l'impressione che qualche volta proprio questo aspetto della vita sia completamente destrutturato, no? E questo è il tema della liturgia, è il tema della messa, è il tema della forza dei gesti, della loro differenza qualitativa, del modo con cui tu puoi comprenderli, del fatto che tu devi imparare fin dal seggiolone la differenza fra quando si può parlare e quando si deve tacere, no? E se non lo impari lì non lo impari più. E questo è, come dire, l'antropologico di base. Terzo, vabbè, la coscienza morale, quello che dicevo della confessione, no? Cioè la coscienza morale, cioè il fatto che tu fin dal seggiolone devi capire l'alfabeto della responsabilità, no? Che quello che fai ha delle conseguenze, ha una portata, no?
che porta dei frutti, oppure danneggia qualche cosa. Cosa significa dover chiedere perdono? Cosa significa ringraziare? Ma sono cose semplici, cioè tutte le nostre mamme l'hanno fatto con noi, no? Quando qualcuno ti dava la caramella, la mamma subito diceva: cosa si dice? Si dice grazie. Questo. La formazione della coscienza morale, no? Anche lì, che è una cosa lenta, fatta di discorsi piano piano, in cui addestrare, come dire, il cucciolo dell'uomo a distinguere di cosa vuol dire voler bene. Cos'è l'amicizia? Quando devo chiedere scusa? Quando ho offeso qualcuno? Non ho detto le parolacce, ho disubbidito la mia mamma, ma quando ho davvero offeso qualcuno? Quando ho mancato contro me stesso? Dove non sono stato responsabile? Cos'è il bene? Cos'è il male? Allora voi non pensate che per esempio noi potremmo spendere anni, no, nella formazione dei nostri bambini senza avere l'ossessione di doverli introdurre al più presto nel sacramento della confessione, facendo questo lavoro di base? Non sarebbe questo un compito per veramente preparare qualcuno all'esperienza cristiana? Cioè curare quelle dimensioni senza fretta di legare subito i sacramenti e sapendo che questo è un nostro lavoro, che questo lavoro per noi è limitato. Dico anche questo per renderci sereni. Noi cristiani e noi comunità parrocchiali dobbiamo renderci conto che tutto quello che noi facciamo con la massima generosità è limitato, cioè è quel poco che si può fare per aiutare le famiglie a cui vogliamo tanto bene, che hanno bisogno di aiuto, per fare quello che possiamo in un mondo che è più grande di noi, e dobbiamo deporre tutte le nostre velleità di conquistare, di cambiare il mondo. Siamo un segno e possiamo arrivare fino lì. Però se possiamo arrivare fino lì, ci arriviamo fino in fondo, e con tutta l'intelligenza che noi abbiamo. E quindi dimenticare i grandi numeri, perché in futuro noi, penso, saremo piccole comunità in cui sarà possibile ricostruire un'alleanza fra i legami grandi della comunità e quelli più elementari delle famiglie. Ecco, ho solo qualcosa, grazie del vostro ascolto così attento.